Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Come state? Tutto a posto? Ormai fa un caldo boia, l'estate è cominciata e io non ho ancora sistemato sta cavolo di parete, però sono dettagli. In compenso però la stanza del B&B sta andando abbastanza bene e sono contenta. Oggi siamo qui per parlare dei sentieri che ci sono da fare nei Colli Euganei. Allora, ho stilato un elenco di tutti i sentieri che si possono fare, tutti i sentieri possibili e immaginabili che si possono fare nei Colli Euganei padovani, e oggi sono qui per illustrarveli in modo che se siete della zona o comunque volete fare una vacanza a Padova e volete anche integrare qualcosa di naturalistico, sapete che c'è la possibilità di fare almeno 25 sentieri nei pressi dei Colli Euganei. Prima di cominciare però devo fare un ringraziamento particolare a Claudia Moro, che mi ha scritto, commentato se la posso salutare nei prossimi video, e quindi ciao Claudia, grazie mille per seguirmi e per guardare i miei video e per esserti iscritta e per aver commentato, e quindi grazie di tutto. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere quali sono questi sentieri dei Colli Euganei. Vediamo se riesco a fare una sfida con me stessa e cercare di illustrarvi tutte le caratteristiche di questi sentieri in meno di, non lo so, 5 minuti? Comunque tutte le tracce GPS di questi sentieri li trovate nel mio canale Telegram che vi lascio sotto in descrizione. Partiamo con il numero 1, l'Alta Via dei Colli Euganei. È un percorso che parte da Villa di Teolo e ad Anello arriva a Villa di Teolo. Ci si mette 12 ore ed è lungo 41,5 km. È un percorso per escursionisti esperti, ha un dislivello di 2000 metri e passa attraverso Baone, Cinto Euganeo, Teolo e Vo. Passiamo al numero 2, il sentiero naturalistico dei Colli Euganei centrali. Parte anche questo da Villa di Teolo e arriva a Villa di Teolo. Ci si mette 4 ore e 30 minuti per farlo ed è lungo 15 km. È un sentiero per escursionisti esperti e ha un dislivello di 1100 metri e passa attraverso Cinto Euganeo, Teolo, Torreglia e Vo. Sentiero numero 3, il sentiero a Testino. Parte da Arqua Petrarca, ci si mette 5 ore e 30 minuti per farlo tutto ed è un sentiero per escursionisti esperti. È lungo 19 km ed ha un dislivello di 1000 metri. I comuni dove passa sono Arqua Petrarca, Baone, Cinto Euganeo e Galzignano Terme. Il numero 4 è il sentiero del Monte Venda, GG Lorenzoni. Partenza da Galzignano Terme, arrivo a Galzignano Terme. Tempo di percorrenza 2 ore. Di nuovo un sentiero per escursionisti esperti. È lungo 6 km e il dislivello di 250 metri. I comuni dove passa sono Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Teolo e Vo. Il numero 5 è il sentiero del Monte Lozzo. Parte da Lozzo a Testino e arriva a Lozzo a Testino. Tempo di percorrenza è più o meno un'ora. La difficoltà di questo sentiero è escursionistico. La lunghezza è 2,9 km, quindi quasi 3 km. Ha un dislivello di 150 metri e passa attraverso Lozzo a Testino. Al numero 6 abbiamo il sentiero del Monte Riccio e Monte Castello. Questo sentiero parte alle spalle della stazione ferroviaria di Monselice, a Monselice ovviamente, è lungo 5 km e ha un dislivello di 300 metri. Al numero 7 abbiamo il sentiero del Monte Calbarina e del Monte Piccolo. Si parte da Arqua Petrarca e si arriva ad Arqua Petrarca. Il tempo di percorrenza è più o meno un'ora ed è un sentiero abbastanza semplice. È lungo 3,5 km e ha un dislivello di 130 metri. I comuni dove passa sono Arqua Petrarca. Al numero 8 invece abbiamo il sentiero del Monte Cecilia. Parte da Baone e arriva a Baone. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 30 minuti. Difficoltà turistico, quindi molto semplice. Lunghezza 5 km e dislivello 170 metri. Il comune dove passa questo sentiero è Baone. Al numero 9 abbiamo il sentiero del Monte Venda. Parte da Galzignano Terme e arriva a Galzignano Terme. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore, difficoltà turistico, lunghezza 5,7 km, dislivello 50 metri e i comuni che si visitano facendo questo sentiero sono Cinto Euganeo, Galzignano Terme e Vo. Al numero 10 il sentiero del Monte Gallo, Monte delle Grotte e Monte delle Basse. Si parte da località Via Roverello a Galzignano Terme e si arriva a Galzignano Terme. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Difficoltà escursionistico, lunghezza 3,5 km e un dislivello di 300 metri. Il comune che si visita facendo questo sentiero è Galzignano Terme. Il numero 11 è il sentiero del Monte Cinto. Si parte da Cinto Euganeo e si arriva a Cinto Euganeo.
Il tempo di percorrenza è di circa 1 ora e 30 minuti. Difficoltà escursionistico, lunghezza 4,9 km, dislivello 267 metri. Il comune interessato dove passa questo sentiero è Cinto Euganeo. Il numero 12 è il sentiero del Monte Fasolo. Partenza località Sant'Antonio a Cinto Euganeo e si arriva nella stessa località Sant'Antonio di Cinto Euganeo. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora. La difficoltà è turistica, lunghezza 3,5 km, dislivello 80 metri. L'unico comune che si visita facendo questo percorso è Cinto Euganeo. Il numero 13 è il sentiero del Monte San Daniele. È un sentiero che parte da San Daniele ad Abano Terme. Il tempo di percorrenza è di un'ora, la difficoltà è facile e la lunghezza è di 2 km. Il dislivello è di circa 70 metri e si passa attraverso Abano Terme. Il numero 14 è il sentiero del Monte Grande. Si parte da Teolo e si arriva a Teolo. Tempo di percorrenza 1 ora e 30 minuti. Difficoltà escursionistica. Lunghezza 4,1 km, dislivello 150 metri e si passa attraverso i comuni di Rovolon e Teolo. Il numero 15 è il sentiero del Ferro di Cavallo, partenza da Battaglia Terme e arrivo a Battaglia Terme, difficoltà nessuna, easy, semplicissimo, lunghezza 3,6 km, il dislivello in questo caso è leggerissimo. Al numero 16 abbiamo il sentiero del Monte Rosso, si parte da località Monte Rosso ad Abano Terme e si arriva a località Monte Rosso. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora, difficoltà escursionistica, lunghezza 2,6 km, dislivello 155 metri e si passa attraverso il comune di Teolo visitando questo sentiero. Il numero 17 è il sentiero del Monte della Madonna. Si parte da Rovolon, località San Giorgio, e si arriva a Rovolon, località San Giorgio. Il tempo di percorrenza è di circa 1 ora e 30 minuti. Difficoltà escursionistica, lunghezza 4 km, dislivello di 300 metri e si passa attraverso i comuni di Rovolon e Teolo. Il numero 18 è il sentiero Villa Draghi. Si parte da località Villa Draghi a Montegrotto Terme e si ritorna allo stesso posto. Tempo di percorrenza è di circa 2 ore, difficoltà escursionistica, lunghezza 5,5 km. Si passa attraverso il comune di Montegrotto Terme. Al numero 19 il sentiero Monte Ortone, che è un sentiero che parte da località Monte Ortone ad Abano Terme e arriva allo stesso punto, quindi località Monte Ortone, Abano Terme. Ci si mette circa 1 ora e 30 minuti, è abbastanza facile ed è lungo 3,6 km. Il dislivello è di 150 metri e si passa attraverso il comune di Abano Terme e Teolo. Al numero 20 abbiamo i sentieri di Rocca Pendice. Si parte dal campo sportivo di Teolo alla di sosta di Castelnuovo e il percorso è lungo 4 km e ha un dislivello di 170 metri circa. Difficoltà media, bisogna prestare attenzione ai tratti esposti su roccia. Il numero 21 è il sentiero del Giubileo. Si parte da località Praglia a Teolo e si arriva a località Praglia, Teolo. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 30 minuti. È facile ed è lungo 3,8 km. Ha un dislivello di 200 metri circa e i comuni dove passa questo sentiero sono Teolo e Torreglia. Il numero 22 è il sentiero del Principe. Si parte da Este e si arriva a Este. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. La difficoltà è turistico-escursionistico, quindi una via di mezzo. È lungo 6 km ed ha un dislivello di 200 metri circa. I comuni che si visitano passando per questo sentiero sono Baone ed Este. Il numero 23, antichi sentieri sopra Luvigliano. Si parte da località Luvigliano a Torreglia e si arriva a località Luvigliano, sempre a Torreglia. Ci si mette 1 ora e 30 minuti, è un sentiero facile ed è lungo 3,9 km. Il dislivello è di 195 metri circa e i comuni che si visitano facendo questo sentiero sono Teolo e Torreglia. Al numero 24 abbiamo il sentiero Cava Monte Croce Sentiero delle Creste. Si parte da località ex Cava Monte Croce a Battaglia Terme e si ritorna sempre a località ex Cava Monte Croce a Battaglia Terme. Ci si mette circa 3 ore per farlo tutto, difficoltà escursionistica con tratti per esperti sul Monte Ceva per presenza di passaggio su roccia attrezzato. È lungo 2,9 km e ha un dislivello di 150 metri circa e si passa attraverso il comune di Battaglia Terme. E per ultimo, al numero 25, abbiamo il percorso storico-naturalistico del Roccolo Bonato. Si parte da località Chiesa di San Sabino e si arriva a località Chiesa di San Sabino, a Torreglia. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora, la difficoltà di questo percorso è facile, è lungo 1,1 km e il dislivello è di 180 metri circa e il comune dove si passa visitando questo percorso è il comune di Torreglia. Sono rimasta sotto i 5 minuti? Non credo proprio. Va bene, questa era la lista di sentieri che potete fare quando siete in visita nei Colli Euganei. Sapete che
Di nuovo trovate tutte le tracce GPS nel mio canale Telegram, quindi iscrivetevi, lo trovate il link in descrizione, basta avere Telegram ovviamente, ma chi non ce l'ha verrà convertito molto presto, perché Telegram è una figata. Eliminate WhatsApp, usate solo Telegram. Detto questo, io mi congedo, vado a farmi una bella doccia che fa molto caldo oggi e vado a mangiarmi un bel gelato, che ho la gelateria qua sotto. Fatemi sapere qua sotto su un commento quale secondo voi è il vostro preferito, quale vorreste andare a fare subito, quale in base al panorama vi piace di più. Sono curiosa di sapere la vostra opinione. Grazie per aver seguito il video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!